Carabinieri il cittadino marocchino che ha ferito il 48enne a Mogliano. Mi sono difeso, lui mi minacciava con un coltello, ha raccontato. La vittima è ancora grave in ospedale, rischia danni permanenti. Intanto nell'area della stazione a Mogliano il clima è incandescente tra cittadini e negozianti. Il sindaco: chiedo al prefetto un incontro, valutici se sono le condizioni per la zona rossa. Sempre a Mogliano nuovo colpo all'autolavaggio già preso di mira una settimana fa. L'esasperazione del titolare, il malvivente immortalato dalle telecamere. Operazione della squadra mobile di Treviso, 8 arrestati fra la Marca, il Padovano e Bassano del Grappa, riciclavano all'estero fiumi di denaro delle attività cinesi del territorio. Maxi sequestro della Guardia di Finanza di Treviso, nel mirino auto di lusso importate di contrabbando, nei guai sono finiti 3 stranieri. Incontro con gli artigiani a San Donà di Piave, primo impegno in Veneto da vice segretario federale della Lega per il generale Vannacci. Malumori per la mia nomina, mi piacerebbe conoscere Roberto Marcato, dice. Regionali, il nome di Giovanni Manildo come candidato governatore per il centro-sinistra è sempre più concreto, una scelta che potrebbe anche muovere azione verso il campo largo. Ieri sera il dibattito a Ring. Domani sera, seconda edizione del concerto per mio figlio che si terrà all'Odissea di Spresiano, un appuntamento da non perdere per dare la possibilità di sostenere progetti per la pediatria di Treviso. Sport, rugby, già al lavoro alla Ghirada, il nuovo tecnico del Benetton, Callum McRae, obiettivo sviluppare fin da subito la nuova identità della squadra. Buonasera, bentrovati, eccoci in diretta, l'avete sentito dai nostri titoli, la cronaca in apertura perché è stato rintracciato e denunciato dai carabinieri il cittadino marocchino che ha ferito gravemente il 48enne a Mogliano. Mi sono difeso, ha detto, lui mi minacciava con un coltello, la vittima è ancora grave in ospedale e rischia di riportare danni permanenti. Fatto tutto. La violenta aggressione, poi la fuga. I carabinieri hanno rintracciato in tarda serata a casa sua l'aggressore del 48enne gravemente ferito in stazione a Mogliano. Si tratta di un 47enne di origini marocchine, incensurato, segnalato solamente per un episodio di ubriachezza. La vittima è tuttora ricoverata in serie condizioni all'ospedale di Mestre. La bottiglia di birra con cui il rivale ha sferrato il colpo al collo ha procurato un profondo taglio, reciso un nervo cranico. L'uomo potrebbe riportare danni permanenti. All'aggressore i militari sono arrivati velocemente. Grazie alle videosorveglianze e quindi all'attività della stazione di Mogliano, che è intervenuta immediatamente sul posto, chiamata dai soggetti che hanno assistito al fatto, sono riusciti appunto a identificare e a raggiungere il soggetto che era nella sua abitazione domiciliato a Mogliano, e all'esito quindi è stato poi denunciato per lesioni gravissime. Il litigio, stando ai testimoni, sarebbe incominciato nel tunnel della stazione e poi proseguito all'esterno. I due sono venuti alle mani una prima volta, quindi sono stati divisi e sono tornati nuovamente a picchiarsi. È a quel punto che è stata sferrata la bottigliata. Mi sono solamente difeso, lui aveva un coltello, ha raccontato il 47enne, ma della lama non c'è attualmente riscontro. Il soggetto ha fatto delle prime dichiarazioni che chiaramente poi vanno tutte verificate, parlando di un'aggressione da parte del ferito, della vittima, che però dovremo verificare. Sulle motivazioni non ha detto molto. Regolare sul territorio nazionale, il denunciato, così come l'aggredito, sono volti noti nella zona della stazione di Mogliano, area non nuova a episodi violenti. Le stazioni sono dei luoghi dove stazionano appunto soggetti che non sempre hanno, come dire, un normale comportamento dal punto di vista dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, quindi comunque, essendo una zona di passaggio, è soggetta a particolare attenzione. Intanto nell'area della stazione a Mogliano il clima è incandescente, cittadini e negozianti esasperati. Il sindaco vuole incontrare il prefetto per l'ipotesi da avanzare di zona rossa. Un fatto grave quello che è accaduto ieri qui a Mogliano, un fatto che non possiamo assolutamente tollerare. Chiederò appuntamento al prefetto per capire assieme quello che si può fare e per vedere se ci sono gli estremi per istituire una zona rossa. Non usa mezzi termini il sindaco di Mogliano, che presto andrà dal prefetto. L'aggressione finita nel sangue ha scosso l'intera comunità. Gli stessi residenti chiedono che la zona venga sorvegliata maggiormente. L'idea di una zona rossa è richiesta dagli stessi cittadini. Si potrebbe provare per un periodo. Sì, vedere come funziona. Certo che può servire. Noi abbiamo il terrore, io non esco mai a buttare giù le immondizie, non so, a una certa ora, perché comunque sono tutti là distesi.
Cioè c'è una delinquenza, droga, un po' di tutto. L'area che si trova a ridosso della stazione è quotidianamente presidiata da tossicodipendenti e spacciatori. Non è la prima volta, Qua succedono spessissimo liti. E questa zona qua va recintata, come hanno fatto a Treviso, va messa anche là una recinzione perché sennò diventano dei covi dove fare queste trattative fra sti personaggi, insomma. Per droga. Naturalmente. L'uomo colpito al collo, il sangue copioso a terra, scene che hanno scioccato la gente soprattutto perché è accaduto in pieno giorno. Potenziate già le telecamere di sicurezza, non solo, spiega il vice sindaco Leonardo Muraro. Io sto chiedendo di incrementare anche le forze della polizia locale, da 32 ho chiesto di aumentare perlomeno 2 o 3 nuovi agenti, perché se vogliamo incrementare col progetto che sto portando avanti di creare una pattuglia serale perlomeno fino alle 8 alle 10 di sera che possa percorrere il centro della nostra città e non solo, abbiamo bisogno di turnazione di uomini e un maggior numero di uomini. Nella fontana ancora le tracce del sangue del 48enne ferito, la gente è esasperata. Quello è vero, perché anche noi abbiamo sempre delle segnalazioni per quello che accade. Purtroppo da un quartiere, chiamiamolo piuttosto calmo, negli ultimi anni è diventato un quartiere sinceramente da aver paura, soprattutto in certe ore. Ci vuole in quella zona, ci spiega il consigliere del quartiere Ovest, un presidio fisso di forze dell'ordine. La situazione è ormai insostenibile. E sempre a Mogliano Veneto c'è stato un nuovo colpo all'autolavaggio che era già stato preso di mira dai ladri una settimana fa, con il titolare che è necessariamente esasperato. È la quarta volta. Cosa devo fare? Vendere l'attività? Domanda il malvivente immortalato dalle telecamere. Ovvio che ha scassinato, l'hanno preso domenica notte, hanno fatto 2 accertamenti, hanno riconosciuto chi era e dopo lo hanno rilasciato. Cosa è successo? Guardate qua voi, ho messo una blindatura per impedire che faccia di nuovo furti e danni. Comunque questo è il risultato. Non naturalmente, come precedentemente, non ha preso niente, però mi ha fatto danni. A meno di una settimana, nuovo colpo all'autolavaggio di Simone Marchiori a Mogliano. Le immagini delle telecamere immortalano il ladro in azione, felpa chiara, cappuccia a coprire il volto. Eccolo in basso a sinistra mentre forza il retro delle casse per il self-service. L'orologio segna le 22:09. Come accaduto la settimana scorsa, anche stavolta il malvivente se n'è andato a mani vuote, ingenti invece i danni al dispositivo. Adesso io devo chiamare i fabbri, aggiustare la portiera e Per l'ennesima volta. Per l'ennesima volta più 1, perché è già la quarta volta. Il gestore è convinto che si tratti dell'uomo che aveva colpito in altri autolavaggi a Casiere e Casale, rintracciato dalle forze dell'ordine e tornato in libertà. Per queste piccole cose non possiamo trattenerlo più di 24 ore e dopo lo rilasciano. Oltre ai danni resta l'esasperazione, il timore di sentirsi continuamente esposti al rischio di nuovi furti. Cosa devo fare? Dormire qua la notte e aspettarlo che arrivi nuovamente? Cosa devo fare? Niente, se devo vendere l'attività, cosa devo fare? Per lasciare che ogni giorno, l'indomani non so se potrò lavorare. E ora l'operazione della squadra mobile di Treviso, 8 arrestati fra la Marca, il Padovano e il Bassanese, riciclavano all'estero fiumi di denaro delle attività cinesi del territorio. Riciclaggio di denaro, frutto di attività illecite come la prostituzione nei centri massaggi, ma anche di normali ristoranti, maxi market, negozi di abbigliamento, sottratto al fisco. Soldi che venivano raccolti da un'organizzazione italo-cinese e poi trasferiti all'estero su conti anch'essi cinesi. La squadra mobile di Treviso ha dato esecuzione a 7 ordinanze di custodia cautelare in carcere e una agli arresti domiciliari nei confronti di 3 imprenditori italiani, un 65enne di Castelfranco, un 61enne di Casale di Scodosia e un 36enne
46enne di Bassano del Grappa, e 5 cittadini cinesi residenti tra Solesino, Monselice, Treviso e Bologna. Sono accusati a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro e al suo trasferimento fraudolento all'estero nell'ambito dell'operazione ribattezzata Tesori d'Oriente. Erano i 3 italiani, imprenditori del settore del recupero e smaltimento dei metalli, a favorire il transito del denaro in conti correnti cinesi all'estero previo il trattenimento di una percentuale. Treviso e Padova le province maggiormente interessate dalla raccolta di denaro, estesa tuttavia anche ad altre zone di Veneto, Friuli ed Emilia-Romagna. A Solesino la base logistica, al cui interno era stato ricavato un vano nascosto nel pavimento utilizzato per occultare i contanti. Le indagini, avviate a novembre, sono proseguite fino ad aprile. In circa 4 mesi, 5 mesi di indagine noi possiamo ipotizzare un volume, facendo una stima abbastanza anche prudenziale, un volume di denaro trasferito che si aggira poco sopra il €1.000.000. Nelle perquisizioni che sono attualmente ancora in corso sono già stati trovati più di €150.000 occultati con varie modalità. Operazioni finanziarie fraudolente, false fatture, ma anche l'uso di applicazioni cinesi come WeChat e Alipay, i metodi utilizzati per far sparire il denaro. Le indagini ora proseguiranno con l'analisi degli smartphone degli arrestati che la mobile ha sequestrato insieme a un'auto attrezzata con un doppio fondo. L'attività dell'imprenditoria sana noi la vogliamo non soltanto preservare ma custodire attraverso il contrasto di queste operazioni di speculazione che sicuramente incidono e fanno del male alla nostra economia. Maxi sequestro della Guardia di Finanza di Treviso nel mirino auto di lusso importate di contrabbando. Un Audi A6 Avant da €55.000 guidata da un interprete indiano residente dal 2016 in provincia di Mantova. Una Mercedes GLE 350 da €46.000 utilizzata da un'estetista rumena residente da 20 anni in provincia di Venezia. E infine un Audi RS6 da €30.000 utilizzata da un ristoratore albanese residente dal 2013 sempre in provincia di Venezia. Sono le 3 auto di lusso sequestrate nei giorni scorsi dalla Guardia di Finanza di Treviso. Vetture straniere di grossa cilindrata immatricolate in paesi extracomunitari e importate di contrabbando senza il pagamento dei dazi doganali e dell'imposta sul valore aggiunto. Le leggi consentono al proprietario di un veicolo immatricolato in un paese extra UE di entrare e circolare nell'Unione Europea con l'esonero totale dei dazi all'importazione in deroga alle norme generali. Ciò però a una condizione, che il conducente proprietario sia residente al di fuori dell'Unione Europea. Non era evidentemente il caso dei 3 veicoli fermati dai finanzieri del gruppo di Treviso, vicino all'aeroporto, e a Mogliano Veneto, al casello di Venezia Est. I 3 infatti vivono e lavorano da molti anni in Italia. Per i 2 residenti in provincia di Venezia sono scattate soltanto le sanzioni amministrative, mentre per l'interprete indiano è arrivata anche la denuncia penale. C'è una notizia di cronaca appena giunta in redazione di un sinistro stradale. Un camion è piombato su un'ambulanza ferma per un soccorso. Si è sfiorata davvero la tragedia poco prima delle 19 a Morgano, all'altezza della rotonda tra via Settimo e via Ongarie. Dal mezzo sanitario erano appena scesi un infermiere e l'autista soccorritore che stavano prestando il primo aiuto a un ciclista a sua volta investito da un'auto, quando il camion, per cause che si stanno ancora accertando, ha centrato in pieno l'ambulanza, miracolosamente, davvero è il caso di dirlo, illesi, i sanitari e anche il ciclista ferito, così come l'autista del tir. Questa è la dinamica, le prime informazioni che arrivano da Morgano. Adesso andiamo alle 7 auto che sono state vandalizzate in 3 giorni all'Electrolux di Susegana. Le RSU denunciano la situazione, parlano di vandalo seriale. Colpite le vetture dei dipendenti, rigate lungo le fiancate, lo vedete, si presume con una chiave. Danni economici ingenti, preventivi, dicono le RSU, da €1.000 per ripararle. I parcheggi sono coperti da telecamere perimetrali, spiegano i rappresentanti sindacali, ma l'azienda non permette ai lavoratori di visionarle e verificare se si possa individuare il vandalo. Una precauzione legata alla privacy che fa arrabbiare non poco i lavoratori. L'ipotesi è che ad aver commesso questi gesti sia un lavoratore a giornata, e questo dall'incrocio degli orari in cui sono avvenuti questi episodi. 3 dipendenti hanno sporto denuncia ai carabinieri e si attendono ora naturalmente degli approfondimenti.
Di nuovo a Treviso adesso al via la sperimentazione della ZTL serale in via Roggia a Treviso, con i commercianti che si dividono tra chi è favorevole e chi invece si dimostra molto preoccupato per questo provvedimento. La sperimentazione naturalmente cesserà e diventerà definitiva anche in base, a quello che poi i residenti ci diranno. Tendenzialmente l'idea è quella comunque di creare delle aree che possano essere di molta tranquillità e quindi di grande gradimento per il residente e al tempo stesso che non compromettano gli esercizi commerciali. Andare incontro alle richieste dei residenti per una riduzione del traffico durante la notte e dall'altro non danneggiare le attività commerciali. Un delicato equilibrio da rispettare con l'avvio della sperimentazione della ZTL serale in via Roggia, attiva, come indicano i nuovi cartelli, tutti i giorni dalle 22 alle 6. E come succede ogni qualvolta si intervenga sull'organizzazione di un centro storico, le posizioni si contrappongono. Credo che sia una cosa sbagliata per quanto riguarda il commercio all'interno di Treviso, credo che sia anche un problema per quello che riguarda tutta la piazza Trentin, come me, perché sono all'estremo di piazza Trentin, per quello che riguarda proprio la gestione del commercio e la gestione delle attività delle persone che vengono in centro, come i parcheggi. Ben venga se si potesse usufruire della piazza magari con qualche evento. Chi è favorevole, come l'architetto Alessandri, auspica addirittura un'estensione di queste zone a traffico limitato ad altre aree della città. Credo che sia una scelta ponderata, credo anche giusta, e quindi anche perché via Roggia ha una viabilità molto stretta, quindi penso sia una scelta molto, molto interessante. Penso che tutto il centro storico dovrebbe essere rivisto anche in questo ordine di scelta. Chi invece è contrario teme per il futuro delle attività commerciali e con loro della vitalità del centro. Ovviamente credo che sia fatto per i residenti, però i residenti si devono anche capire, secondo me, che all'interno della città non ci sono solo loro, ci sono anche delle attività commerciali che possono portare del profitto, del benessere a Treviso, e se noi iniziamo ad andare a chiudere le strade e tutti, come i commerciali che vediamo già in Calmaggiore cosa è successo, iniziamo ad avere una città veramente vuota, senza controllo, e le zone rosse si attiveranno sempre di più. Già siamo vuoti durante la settimana e posso solo immaginare se iniziamo a chiudere anche le attività cosa può succedere. Ieri le richieste degli artigiani sul fronte dei parcheggi a Treviso, altro tema delicato, oggi la replica di Cassugana. La collaborazione con gli artigiani è forse tra le principali fonti di soddisfazione dei nostri mandati amministrativi e quindi sono sempre suggerimenti molto ben accetti e molte volte molto opportuni, come in questo caso. Nessuna polemica con gli artigiani, anzi un ringraziamento per una collaborazione ben consolidata. Cassugana replica a Confartigianato che, auspicando un tavolo permanente di confronto con l'amministrazione, aveva sollevato il tema parcheggi per una città che sia sempre più a misura di residenti e lavoratori. Aumentare i servizi della città passa anche attraverso la cultura artigianale, quindi la possibilità di offrire a residenti e commercianti anche il sostegno nella manutenzione e in quelle attività che gli artigiani devono fare. Anche per l'assessore in tutto questo ragionamento diventa centrale il tema parcheggi e la volontà del comune di creare nuovi stalli, ad esempio al Park Cantarane, va proprio in questa direzione. Portando numerosi stalli nelle strutture possiamo progressivamente liberare parcheggi blu, stalli blu. Quei parcheggi blu, alcuni possono essere definitivamente liberati e altri possono essere convertiti invece a carico-scarico e riservato ai residenti. Quindi la dinamica dei parcheggi che vi stavo descrivendo può portare poi anche ad aumentare il carico-scarico e quindi ad agevolare anche il lavoro di chi viene a operare in città. Artigiani che avevano poi paventato il rischio di una città che guarda sempre più ad un turismo mordi e fuggi, ma per l'assessore De Checchi la vocazione turistica di Treviso non è in contrapposizione con un progetto a misura di residenti e commercianti. Una città che ha forte vocazione turistica, quindi che è in grado di attirare molto pubblico, è una città che evidentemente ha uno sviluppo economico che poi a caduta funziona sulle categorie. È un volano di ricchezza socio-economica che serve a tutti. Andiamo alla politica, alle elezioni regionali. Il nome di Giovanni Manildo come candidato governatore per il centro-sinistra è sempre più concreto, una scelta che potrebbe anche muovere azione verso il campo largo. Ieri sera il dibattito a Ring.
Noi abbiamo sempre detto che come Azione il nostro miglior risultato è quello di fare in modo che emergano dei candidati moderati in entrambe le coalizioni. Centrosinistra ha fatto un candidato moderato e quindi siamo già soddisfatti, vediamo cosa farà il centrodestra. E se alla fine il nome di Giovanni Manildo fosse quello che convince Azione a scegliere il campo largo del centrosinistra? L'avvocato che sconfisse Gentilini a Treviso conquistando la rocca leghista non è ancora stato ufficializzato per la corsa a governatore, ma la scelta sembra ormai un segreto di Pulcinella. E i calendiani, che i più hanno sempre dato vicino al centrodestra per le regionali in Veneto, potrebbero anche cambiare idea, nel segno di un candidato che il presidente regionale di Azione conosce molto bene per averci lavorato fianco a fianco per anni. L'apprezzamento a Giovanni Manildo non può che esserci perché insomma è un apprezzamento che viene da lontano, dopodiché insomma la politica si fa anche con i programmi. E senza dimenticare che alla fine la decisione spetterà pur sempre a Carlo Calenda, uno che non ha mai lesinato lodi nei confronti dei leghisti come Zaia e Conte. Mai dire mai dunque, ma è significativo che il nome di Manildo riesca a mettere d'accordo elementi distanti come Azione e Alleanza Verdi-Sinistra. Se non è campo largo questo. Giovanni Manildo è l'unico sindaco che ha sconfitto la Lega nel suo momento di forza del centro-sinistra, purtroppo è anche l'unico della città di Treviso che non ha fatto il secondo mandato. Esatto. Ma c'è un motivo però del perché non ha fatto il secondo mandato. Ce lo spieghi in 10 secondi. Nel 2013 centro-sinistra tradizionale e abbiamo vinto. Nel 2018 invece qualcuno gli aveva suggerito che si poteva fare a meno della sinistra perché bisogna andare a prendere i voti di centro e i risultati li abbiamo visti e infatti oggi penso che invece la candidatura di Manildo come eventuale governatore della regione possa rappresentare trasversalmente tutta la coalizione. Messaggio chiaro al Partito Democratico che intanto cerca di fare ordine e continua a schermirsi sul nome. Manildo, sì certo è un'ipotesi, ma solo una delle tante sul tavolo. La tattica, presa in prestito dallo sport, è quella dell'attendismo. Le regionali sono come una partita di calcio, quindi si attua la formazione migliore quando si capisce che squadra mette in campo anche l'altra parte e francamente per una volta mi lasci dire che questo tavolo si sta conducendo in maniera ordinata sui temi, avendo portato sulle piazze 21.000 persone chiedendogli che Veneto desiderano per il futuro. Una cosa è certa per il PD regionale, contromessaggio agli alleati di coalizione. Il timone delle decisioni spetta al partito di maggiore peso elettorale. Nel rispetto di tutte le sensibilità del campo progressista, parlo di AVS, parlo dei 5 Stelle, parlo di Italia Viva e capiremo nelle interlocuzioni che ci sono rispettose con Azione se le nostre proposte sono buone, ma il Partito Democratico ovviamente rivendica la gestione e la proposta in accordo con gli alleati di una candidata o di un candidato valido. E il generale Roberto Vannacci torna in Veneto per la prima volta da vice segretario federale della Lega. È accaduto oggi per un incontro con gli artigiani. Sui malumori dei militanti per il suo incarico ha sorvolato. Roberto Marcato dice: non lo conosco ma vorrei incontrarlo. Io non lo conosco l'assessore Marcato, mi auguro prima o poi di conoscerlo. L'ho visto in fotografia, insomma, una persona alta, grande, imponente e quindi mi auguro che magari avremo l'opportunità di parlare prossimamente. Sa, giudicare le persone o comunque dire qualcosa di loro senza conoscerle è sempre brutto. Torna in Veneto per la prima volta da vice di Matteo Salvini, il generale Roberto Vannacci, e puntualmente non si scompone né in volto né a parole alla domanda sui mal di pancia nella Lega seguiti alla sua nomina a vice segretario federale, se già non fossero bastati quelli per la sua candidatura alle elezioni europee. Proprio da europarlamentare incontra a San Donà di Piave il territorio, gli artigiani, ricorda l'ampio consenso raccolto in Veneto, 73.000 preferenze, e per le regionali d'autunno non ha dubbi su chi debba esprimere il candidato presidente del centrodestra. Il Veneto è stata una regione governata benissimo dalla Lega e quindi ritengo che il consenso ci sia e ritengo che la leadership della Lega debba essere riconfermata. Sono qua anche per questo, sono qua anche per portare ottimismo e per tastare il terreno. No? Facciamo lo shaping of the battlefield, la conformazione del terreno di battaglia per le prossime regionali. Terzo mandato, questione superata, le norme in vigore vanno rispettate, taglia corto Vannacci, e modificarle sotto elezioni saprebbe di provvedimento ad personam. Zaia governatore ha alzato l'asticella, aggiunge: chi verrà dopo di lui dovrà tenerne conto. Sulla tanto dibattuta lista Vannacci a sostegno del candidato presidente dice e non dice. Fa parte della sorpresa, che è un'arte, diciamo è un principio dell'arte della guerra e quindi insomma non gliela svelerei oggi. Sicuramente
la strategia della Lega è quella di ottenere il maggior risultato possibile e diciamo la maggiore efficacia possibile. Quindi ci riuniremo, stabiliremo quali sono le tattiche e le strategie vincenti e poi passeremo in fase condotta. E allora, prima di andare in pubblicità, vi mostro la grandinata che ha colpito la zona di Miane con un video che ci arriva da alcuni cittadini attraverso un collega. Il meteo aveva previsto effettivamente una veloce discesa da Alfeltrino verso il settore centrale del Trevigiano di una fase appunto di instabilità e anche di temporali con grandinate. Queste le immagini, l'avete visto, la coltre bianca che ha ricoperto Miane e dunque i fenomeni particolarmente concentrati nella zona tra Valdobbiade, nella fascia pedemontana, il quartier del Piave, come sempre impressionanti. Allora noi ci fermiamo per un rapido break, torneremo tra poco con altre notizie. Eccoci di nuovo in diretta da studio con la nostra edizione di Treviso dei nostri telegiornali. E allora andiamo a Castelfranco Veneto, inaugurata al pronto soccorso la stanza rosa che accoglierà le donne vittime di violenza. Di grande passo in avanti per la comunità hanno parlato il direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi e la vice sindaca di Castelfranco Galante. Stanze simili saranno presto aperte anche a Vittorio Veneto e Oderzo. 4.973, 220 solo nei primi mesi di quest'anno. Sono le donne identificate e aiutate nell'ULSS 2 da quando è stato adottato nel 2017 il Codice Rosa, protocollo che prevede un percorso dedicato all'accoglienza e alla presa in carico delle donne vittime di violenza nei pronto soccorso e che le accompagna dalla fase del triage fino alle dimissioni. Le pazienti prese in carico hanno un'età compresa prevalentemente tra i 25 e i 54 anni, ma non mancano casi anche tra donne over 75. Le forme di violenza riscontrate sono principalmente fisiche, psicologiche, sessuali ed economiche. A loro tutela l'ULSS 2 ha voluto realizzare all'interno dell'ambiente del pronto soccorso degli spazi che offrissero un contesto più sicuro e riservato alle vittime di violenza e ai minori che le accompagnano, nei quali poter ricevere cure mediche più adeguate e se necessario anche trascorrere la notte in un ambiente confortevole. Nasce da qui la stanza rosa dell'ospedale di Castelfranco. Vengono accolti all'interno del pronto soccorso di Castelfranco e per creare ovviamente un ambiente favorente a loro e contemporaneamente prendere in carico loro e anche i minori per poi evitare che altri episodi di questo tipo possano avvenire. La stanza si affianca a quella già attiva nel pronto soccorso di Montebelluna, la stanza dell'Abbraccio di Conegliano e all'Isola Rosa del pronto soccorso di Treviso. Sono previsti ulteriori spazi negli ospedali di Oderzo e Vittorio Veneto. Si auspica che questi ambienti vengano poco utilizzati e insomma grazie a chi si è dato da fare, a chi si è prodigato perché tutto questo potesse avvenire. Ora torniamo su una vicenda che vi avevamo già proposto, quella del giovanissimo pastore Denis. Il suo sogno si è di fatto spezzato, a 17 anni è stato costretto a vendere le sue caprette per colpa, dice, della burocrazia. Questa è la stalla dove avevo le capre, ce n'erano 29 che purtroppo ho dovuto dare via. Aveva solo 14 anni quando ha deciso di prendere in mano l'eredità del nonno, trasformando la vecchia stalla di famiglia in un piccolo allevamento di capre. Oggi, a soli 17 anni, Denis De Bortoli è stato costretto a chiudere tutto: la sua stalla, il suo sogno, la sua vita costruita tra i campi di Trevignano. Queste sono le ultime rimaste, sono 6 grandi e una quindicina di adulte rispetto alle 30 piccole e le 60 grandi che c'erano. La colpa? La burocrazia, una questione legata all'accatastamento dell'immobile che nessuno è riuscito o ha voluto risolvere. Nonostante gli appelli lanciati alle istituzioni, nessuno si è fatto avanti, nessuna mano tesa, nessun sostegno concreto di chi avrebbe potuto davvero fare la differenza. Sono molto deluso perché avevo una possibilità e nessuno mi ha dato una mano. Questa burocrazia soffoca i giovani come me perché potevano aiutarmi e dire che ormai dato le capre che ce le avevo
Io appena avevo i soldi avrei sistemato questo discorso di catasto, non è che non l'avrei sistemato, un po' alla volta come fanno tutti l'avrei fatto anch'io. È passato più di un mese da quando abbiamo incontrato Dennis per la prima volta. Allora, nella sua stalla, tra balle di fieno e gli sguardi curiosi delle sue amate capre, ci raccontava con orgoglio di come ogni giorno si prendesse cura di loro. È faticoso, ma è la mia passione, ci diceva. Oggi quelle capre sono state vendute, ne sono rimaste solo una decina, quasi a fargli compagnia, a ricordargli che quel sogno era reale e che qualcuno gliel'ha portato via. Vogliono farmi vendere anche queste, ma non sono in grado di venderle. Sono molto stupito che nessuno mi ha dato una mano, sono molto stupito. Sono un po' anche deluso della gente che sta attorno. A 17 anni Dennis si è trovato a fare i conti con una realtà che non lascia spazio ai giovani che vogliono lavorare la terra, coltivare un progetto, vivere di ciò che amano. A pensarla così anche Diego, il fratello sedicenne. Mi spiace veramente per mio fratello perché la passione c'era, la delusione è grande e la tristezza per questi animali lo è ancora di più. Domani sera, seconda edizione del concerto per mio figlio che si terrà all'Odissea di Spresiano, un appuntamento da non perdere per dare la possibilità di sostenere progetti per la pediatria di Treviso. Un gran concerto perché abbiamo più di 100 artisti in palcoscenico con orchestra regionale Filarmonia Veneta e coro, ma poi tanti altri protagonisti che faranno parte di questa serata così speciale. Il concerto, giunto alla sua seconda edizione, si terrà giovedì 29 maggio alle 20:45 nella sala dell'Odissea a Spresiano, una serata che ha l'obiettivo di rendere possibile la realizzazione di progetti importanti per la pediatria e per la cura dei piccoli pazienti. Per questo il ricavato sarà devoluto interamente all'associazione per mio figlio. Tutti i nostri progetti sono decisi dal nostro comitato scientifico che è organizzato attraverso le riunioni dei primari delle varie pediatrie, dei vari reparti materno-infantili con la presidenza del dottor Stefano Martellossi. In particolare fra poco verrà inaugurato uno dei progetti, è stato terminato di recente, la Stanza dei Sogni, e per questo ci vedremo fra molto poco, così come un restyling, una ristrutturazione del giardino dell'Osi della pediatria. Speriamo di poter aver tutto esaurito come l'anno scorso, spiega il presidente dell'associazione per mio figlio Andrea Rizzo. Non è solo un concerto, è musica che unisce e che aiuta i bimbi ricoverati. Tante le novità in questa serata speciale. Ci saranno delle novità, una la rivelo subito. Avremo il compositore Francesco Sartori che ha composto probabilmente la romanza ormai più famosa del mondo che è Con te partirò. Quest'anno Con te partirò compie 30 anni e abbiamo il compositore al pianoforte che ci farà una grande sorpresa e saremo tutti assieme poi per eseguire questo brano di successo mondiale. L'appello del sindaco di Spresiano Marco Della Pietra: ogni presenza è un contributo e un inno alla solidarietà. Ci saranno anche tanti ospiti e qualche sorpresa che renderà l'evento ancora più unico. Una tradizione che va tenuta viva, una bellezza da conservare. Il gran concerto, ha spiegato Francesco Benazzi, direttore generale dell'ULSS 2. Fra poche ore all'Odissea si abbasseranno le luci per ascoltare le note di un grande concerto. Lo sport adesso, il rugby, perché alla Ghirada è già al lavoro il nuovo tecnico del Benetton. Per me dobbiamo sviluppare la mentalità per competere ogni giorno in Ghirada quando siamo qui. Callum McRae ha le idee chiare. Il nuovo corso del Benetton riparte dalla testa prima che dal fisico. Identità e passione le parole chiave per il coach scozzese che dal 2022 nello staff di Marco Bortolami ne ha raccolto l'eredità in panchina per la nuova stagione. Quella appena terminata, pur con la soddisfazione del percorso in Europa, ha visto il mancato aggancio ai play-off di United Rugby Championship e i biancoverdi ora sono chiamati ad alzare l'asticella delle ambizioni. Prima del rompete le righe estivo, gli allenamenti alla Ghirada. I prossimi 3 settimane abbiamo 2 cose abbiamo focalizzare in particolare. La prima è iniziare il lavoro per preparare fisicamente. Secondo è identificare aree di gioco dove dobbiamo fare più meglio per la stagione prossima. La prestagione si dividerà in 2 blocchi chiari, continua McRae.
Il primo si concentra sulla preparazione di carattere fisico e tecnico, il secondo quando i giocatori internazionali torneranno dai loro impegni e in quel periodo dovremo fare un lavoro sul piano di gioco per allineare tutto il gruppo. L'identità della squadra è chiara in futuro, per esempio duro in difesa è l'unica cosa in difesa, anche in attacco dobbiamo fare un game plan in attacco con velocità, anche molto organizzato. Ora, continua il coach, si tratta di rendere la squadra consistente in ogni partita, sia in trasferta all'estero che a Monigo. Monigo già, Mecrè sa quanto la città ami i colori biancoverdi e un tifo così merita il salto di qualità atteso. Questa squadra è molto significativa per loro e per me che è molto importante, abbiamo lo stesso passione in campo ogni volta. E ora andiamo invece alle notizie dal Bellunese. Partiamo dall'omicidio di Lamon. Non ci sarà un funerale per Vladislav Gaio, che ha ucciso il figlio 17enne Riccardo prima di togliersi la vita. È ancora forte l'emozione per la morte di Riccardo, ucciso dal padre Vladislav, che dopo il terribile gesto compiuto si era a sua volta tolto la vita sparandosi. Per lui non ci saranno funerali. Dopo la cremazione, le ceneri verranno affidate al comune. Era stato subito deciso che l'ultimo saluto a Riccardo Gaio e Vladislav Gaio sarebbero stati dati in forma separata. Dopo i funerali dello sfortunato 17enne, al di là della pregressa certezza dei due funerali distinti, era rimasto il dubbio di cosa sarebbe accaduto ai resti mortali dell'assassino. Il funerale di Riccardo era stato celebrato dal vescovo ed era stata attivata una raccolta fondi per mamma e sorella. Ora è arrivata la notizia che a quel funerale non ne farà seguito un secondo. Pubblicato il nuovo bando di gara per la realizzazione della cabinovia Apollonio-Socrepes, dopo 2 mesi e mezzo dall'annullamento della pre-gara, il commissario straordinario Fabio Saldini ha comunicato tramite Simico la riapertura delle procedure per aggiudicare l'appalto per la realizzazione della cabinovia ritenuta strategica in vista dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Il valore della gara è di oltre 22 milioni, mentre il termine lavori è di appena 287 giorni. Scuola e Olimpiadi. La provincia ha lavorato in questi mesi per mettere a posto tutti i tasselli di un mosaico complesso nel quale l'unica competenza provinciale riguarda il servizio di trasporto pubblico. Dovevamo attendere da Dolomiti Bus i dati che sono arrivati la settimana scorsa. A dirlo è il presidente della provincia Padrin, non mancano però le risposte polemiche. È volontà condivisa che i singoli istituti scolastici siano messi nelle condizioni di scegliere in completa autonomia come gestire il periodo olimpico. Quello che si voleva evitare era che la scelta dipendesse dal trasporto pubblico. Provincia, Regione e Dolomiti Bus stanno lavorando alle ultime criticità per dare una risposta ufficiale e definitiva. È stato un percorso molto complesso, abbiamo ancora un piccolissimo step da fare, ma devo dire che insomma, con la garanzia del trasporto pubblico, in attesa di capire se ci sono problemi di sicurezza e viabilità, soprattutto da parte della questura e della prefettura, devo dire che la partita l'abbiamo chiusa, nel senso che lasceremo la possibilità appunto alle scuole di decidere come è di loro competenza. Noi garantiamo il servizio di trasporto e mi auguro che se tutto andrà bene, insomma, le scuole le avremo tutte aperte durante il periodo olimpico. Una partita quasi chiusa, con quasi tutti d'accordo perché le scuole rimangono aperte, eccezione fatta forse per quelle di Cortina d'Ampezzo, ma con piccate puntualizzazioni sul come si sia arrivati a questa soluzione. Trasporto garantito perché finalmente oggi l'ente di governo si è pronunciato sul punto e ha detto a Dolomitibus che deve lasciare il trasporto pubblico locale così com'è anche durante le Olimpiadi. Questo passaggio, che può sembrare minore, in realtà è fondamentale perché l'ente di governo dei trasporti è l'unico ente preposto dalla Regione e deputato a decidere sui trasporti in provincia
provincia, dare indirizzo a Dolomitibus e controllare l'operato di Dolomitibus. A chiedere formalmente la convocazione di questo ente è stata proprio la prima cittadina di Pieve di Cadore, che denuncia in questo senso il temporeggiare di Padrini. Il Presidente ha captato chiaramente la protesta del territorio, che non vuole le scuole chiuse, quindi giustamente adesso cerca di giustificare se stesso e la provincia, ma su posizioni opposte, nel senso che io dico voglio una cosa, cioè voglio le scuole aperte, lavoro per farlo, quindi vado all'ente di governo, pongo un ordine del giorno, faccio deliberare gli enti, mentre il Presidente in realtà non riunisce l'ente di governo, non riunisce la provincia, non riunisce nessuno dei tavoli che in realtà avrebbe senso riunire per poi decidere, parla ai giornali. L'argomento è stato oggetto di un vertice tenutosi a Venezia, nella sede di Palazzo Balbi, a cui hanno partecipato anche l'assessore regionale all'istruzione Valeria Mantovan, quelle ai trasporti Elisa De Berti, Fondazione Micò, Fondazione Cortina, Anci Veneto e uffici scolastici. Ieri abbiamo avuto rassicurazione del tavolo organizzato in regione dall'assessore Mantovan, proprio dall'ufficio scolastico regionale, dal dottor Bussetti, che c'era anche la disponibilità di modificare l'orario qualora ci siano le esigenze per garantire, diciamo, un'equa apertura a tutti i ragazzi. Cambiamo tema, 4 concerti gratuiti in località suggestive per portare la gente a scoprire i luoghi più, quelli che danno più suggestione appunto delle Dolomiti, musica per far conoscere le montagne. Dolomiti Arena, Slow Mountain Music Festival, una cassa di risonanza per il territorio montano bellunese. Sono concerti gratuiti organizzati per far conoscere i luoghi più suggestivi della provincia. L'edizione 2025 della rassegna si articolerà su 4 appuntamenti. Le date preannunciate sono: 28 giugno Paola Turci a Trichiana di Borgo Valbelluna, 19 luglio Malikayan sul Monte Avena, 26 luglio Max Gazzè al lago di Santa Croce in comune di Alpago, 30 agosto i Patagarre a Cimacampo in comune di Arsiè. 4 grandi concerti che si svolgeranno dal 28 di giugno al 30 agosto e che avranno come obiettivo non solo la musica e stare insieme per tutti noi, ma anche dare un bel momento di aggregazione di tutti i turisti e tanti turisti che ci sono in provincia di Belluno. Con queste finalità verrà proposto al prossimo comitato un nuovo fondo grandi eventi con una dotazione finanziaria accompagnata dal monitoraggio di alcuni indicatori, quali il numero di passaggi dei veicoli e il numero di transazioni digitali, che consentano di valutare e misurare in maniera quanto più oggettiva possibile il ritorno economico o meno delle manifestazioni supportate. Fondo sarà un fondo che verrà presentato la prima settimana di giugno al Comitato, sarà un fondo che avrà la capienza di 2,5 milioni di euro biennali e che sicuramente avrà anche delle misurazioni degli interventi. Ad intervento e a finanziamento corrisponderà anche un'analisi di questo, e questo è un passaggio fondamentale per avvicinarti un po' a quello che fa la provincia di Trento e che in qualche maniera diventerà poi un modello da seguire anche nel futuro. Era l'ultimo servizio per questa sera, adesso le previsioni del tempo. A voi tutti una buona serata, arrivederci.